presidente della quinta commissione sanità e il capogruppo del PDL in Consiglio regionale Dario Bond hanno lanciato un appello al governatore del Veneto Luca Zaia in tema di malattie metaboliche ereditarie, dopo aver sentito alcuni rappresentanti dell'associazione Cometa Asme Onlus che nel corso di un'audizione hanno illustrato le loro difficoltà quotidiane e denunciato il peggioramento in cui versano i servizi di prevenzione e cura. Oggi abbiamo fatto un'audizione dell'associazione Cometa Asme che si occupa delle malattie metaboliche ereditarie e ci è stato detto che un impegno assunto dalla Regione che presupponeva per il 30 di settembre del 2012 una proposta che tenesse conto sia della diagnosi che della cura non è stata onorata dalla Regione, quindi ci rivolgiamo al Presidente Zaia perché questo impegno assunto dalla Regione venga onorato con una decisione che dia una risposta a questa associazione, ma soprattutto a quei bambini che nascono con malattie ereditarie che se non sono diagnosticati in tempo li portano a decedere o ad avere degli handicap per tutta la vita. La Commissione deve, dopo aver approvato un anno fa circa un articolo di legge, la Commissione deve dare un'indicazione precisa e, se è il caso, mettere in mora anche l'assessore alla sanità perché si prenda una decisione definitiva sulle malattie rare. Malattie rare vuol dire essenzialmente Padova, vuol dire grandi teste, grandi scienziati che ci lavorano, riferimento della gente, quindi lì deve esserci poi il rispetto per le associazioni che hanno prodotto un risparmio e una iniziativa loro di circa 400.000 euro e che la vedono ancora lì ferma. Questo non si può e non ci si può permettere in questi momenti. E andiamo ora alla cronaca dal territorio. La squadra mobile della Questura di Venezia